Un cordiale benvenuto da Stefania Della Tomasa e benvenuti alla seconda giornata, al secondo incontro della seconda giornata di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Davvero un grande piacere essere qui nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, e non sono sola. Questa è una giornata, un impegno, un appuntamento dedicato alla formazione dopo quello che si è svolto questa mattina sempre qui dall'aula magna, parlando di violenza di genere in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi questa coincidenza per approfondire il tema della violenza di genere e soprattutto per aiutarci, ecco di qua, aiutarci in una comunità solidale a fare prevenzione, a comprendere prima che i brutti episodi accadano, ecco questo sostanzialmente. Noi siamo in tante donne questo pomeriggio, come dicevamo la mattina l'appuntamento è rivolto agli studenti, e il pomeriggio è rivolto a docenti, educatori per la formazione, e la sera invece l'appuntamento che si svolgerà più tardi alle 20:30 sarà rivolto a tutta la cittadinanza. In studio non sono da sola e con me c'è l'assessora alle politiche sociali e pari opportunità, Laura Ceccarini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. E collegate con noi da Padova attraverso la piattaforma Zoom abbiamo Stefania Loddo, buon pomeriggio, e Camilla Follino. Stefania Loddo, operatrice del Centro Antiviolenza Padova, e Camilla Follino del Centro Veneto Progetti Donna, referente alla comunicazione e operatrice del gruppo Prevenzione. Buon pomeriggio a voi ragazze. Salve, buon pomeriggio. Grazie e complimenti per quello che fate, e complimenti anche perché siete bellissime. E poi volevo salutare anche Angela Marangon del Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, che è collegata con noi da casa, ecco, possiamo dirlo, è vicino casa. Buonasera. Siamo vicini in linea d'aria, vero? Sì, siamo vicini. Non ti vediamo, Angela, non ti vediamo. Possiamo vedere anche Angela, è collegata con noi. Eccola, perfetto. Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio Angela. E siete giovanissime, però è lodevole il vostro impegno nel sociale, il vostro impegno di donne verso le donne, e questo già è meraviglioso. Quindi questo volersi aiutare, questo volersi comprendere, ecco, questo è quello che faremo oggi. Formazione, pertanto, collegati con noi saranno docenti, educatori, un percorso mirato, specifico, affinché si possa intuire prima del tempo maturo, quando è tutto già nella fase magari anche primordiale, in modo da intervenire appunto con quella che noi vogliamo fare, cioè la prevenzione. Allora, nel corso delle 5 giornate affronteremo vari temi. Ieri abbiamo parlato di tecnologie, oggi di violenza di genere, e nello specifico con voi vorremmo approfondire i temi dialoghi di genere con adolescenti per prevenire la violenza. Mi sembra però necessario anche ricordare che l'evento è promosso dall'azienda ULS 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Centro Veneto Progetti Donna, CAV Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti, con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio. Per l'ideazione grafica e il coordinamento ringraziamo Palcom. Inoltre volevo ricordarvi di inquadrare questo QR code che ora la regia manderà in onda, attraverso il quale voi potrete lasciare il vostro feedback e aiutarci a crescere e migliorare. Ecco, anche questo è un modo di collaborare. Grazie, noi vi ringraziamo anticipatamente. Inoltre, se avete domande da rivolgere alle nostre esperte, potrete utilizzare il numero WhatsApp 349 78 36 815. Ecco, scriveteci, i vostri messaggi verranno letti e le nostre operatrici
risponderanno ai vostri quesiti, ai vostri dubbi, alle vostre domande. Vorrei anche ricordarvi, considerata la giornata, i numeri di pubblica utilità 0438 569451, che è il numero antiviolenza Vittorio Veneto, e 1522, il centralino nazionale antiviolenza. Ecco, questi sono numeri che dovremmo veramente imparare a memoria, speriamo di non averne mai bisogno, ma quando servono dovremmo quasi poterli digitare ad occhi chiusi. Detto questo, quello che noi intendiamo fare è creare comunità, creare una rete di solidarietà, di comprensione, ecco, ed essere in grado di non sentirci soli e non far sentire sole le donne che hanno bisogno, le adolescenti che chiedono aiuto. A volte il loro modo di chiedere aiuto non è sempre così esplicito. Allora, la prima domanda che vorrei fare è proprio all'assessora. Le politiche sociali sono veramente come dire, una risorsa per il territorio. Il lavoro che svolge l'assessorato alle politiche sociali è un lavoro di grande umanità. Sì. Allora, parlando nello specifico di adolescenti e quindi di giovani e di minori, le politiche giovanili che si rivolgono appunto ai giovani del territorio, ma essendo Vittorio Veneto sede di istituti scolastici superiori, raccogliamo comunque ragazzi e ragazze anche dal circondario, dai comuni limitrofi. Ecco, l'attenzione e l'ascolto che deve essere rivolto verso i ragazzi, verso i giovani, deve sempre avere questa attenzione, questo campanello, insomma, di cogliere dei disagi che a volte non vengono identificati dai giovani stessi come violenze, perché ricerche, insomma, anche a livello nazionale dicono che a volte i giovani vedono nel controllo del telefono, per esempio, o nell'esclusività di un rapporto sentimentale, nella gelosia, un gesto d'amore. Ecco, allora dobbiamo dire chiaramente che questo non è amore, è altro, è possesso, e il possesso è una violenza, il controllo è una violenza. Ecco. Quindi come politiche giovanili, con il centro giovani, con gli interventi che si fanno nelle scuole, con il nostro Informa Vittorio Veneto, che è uno sportello che si occupa sia di ricerca lavoro, sia per la famiglia che per i giovani, appunto. Diciamo, i nostri operatori sono stati formati per captare, per cogliere dei disagi, che poi a loro volta riferiscono alle assistenti sociali, che ovviamente sono ben più formate, e a loro volta, se dovessero rilevare un vero caso di violenza verso i minori, sappiamo che bisogna subito investire la procura, perché stiamo parlando di minori e quindi la tutela deve essere assoluta, insomma, ecco. Quindi l'importante è sapere che ci sono persone disposte ad ascoltarti senza alcun giudizio. Quindi ecco, bisogna non aver paura di chiedere aiuto. Grazie Assessora, e continuate a lavorare in questo modo così presente sul territorio. Grazie. Vorrei presentare i nostri ospiti in maniera più dettagliata. Camilla Follino lavora al Centro Veneto Progetti Donna come referente della comunicazione e operatrice del gruppo Prevenzione. Laureata in Scienze Politiche e Comunicazione Sociale, si occupa di educazione alla parità, linguaggio inclusivo e sensibilizzazione contro la violenza di genere, anche attraverso progetti creativi. Stefania Loddo, operatrice del Centro Antiviolenza Padova, esperta in diritti umani, genere e violenza, impegnata in percorsi di prevenzione della violenza per scuole di ogni ordine e grado e per la comunità educante, con particolare attenzione a insegnanti e figure educative. E allora a questo punto io vorrei cedervi la parola, di Angela Marangoni abbiamo detto, operatrice del Centro Antiviolenza Vittorio Veneto. Quindi cosa fare quando si individua una necessità di intervento? Buonasera a tutte e a tutti. Grazie di averci invitati a intervenire durante questa serata. Ok, iniziamo proiettando
le nostre slide. Chiedo alla regia di interromperci in qualsiasi momento se ci dovessero essere delle domande. Vedete le nostre slide? Sì. Ok, perfetto, benissimo. Allora, brevemente, l'argomento di cui andremo a parlare stasera appunto è la prevenzione. Speriamo di darvi degli spunti che siano utili e che siano l'inizio, diciamo, anche di una riflessione sui temi che andremo a toccare questa sera. Brevemente vorrei parlarvi dell'associazione di cui io e Stefania facciamo parte, che è appunto il Centro Veneto Progetti Donna, che è attivo su Padova e provincia dal 1990. Attualmente gestisce 5 centri antiviolenza, 8 sportelli e 5 case rifugio e si occupa di sostenere le donne che sono in situazioni di violenza grazie al lavoro di psicologhe e psicoterapeute altamente formate sui temi della violenza di genere e sull'accoglienza di donne in situazioni di violenza. Ma ovviamente ci occupiamo anche di altro, come la sensibilizzazione, le campagne di raccolta fondi, abbiamo anche ovviamente un reparto amministrativo e abbiamo un grande gruppo di operatrici che si occupano di prevenzione che sono un po' diciamo trasversali in ogni area, quindi del gruppo prevenzione fanno parte esperte in diritti umani come me e Stefania, fanno parte psicologhi, psicoterapeuti, fanno parte anche colleghe dell'area amministrazione. È un grande gruppo che si occupa di entrare in contatto con bambini e bambine, ragazzi e ragazzi di ogni ordine e grado e anche appunto la comunità educante, gli insegnanti, i genitori, ma anche tutte le figure che diciamo si occupano di affiancarsi ai ragazzi e alle ragazze, come possono essere allenatori, allenatrici o comunque figure di riferimento. Vorrei iniziare a parlare un po' della nostra metodologia facendo questa domanda a chi ci sta seguendo. Quindi se noi vi dicessimo che la violenza all'interno delle relazioni intime riguarda il potere, per voi questa è un tema nuovo, è una cosa che vi suona, se vi suscita qualcosa questa nostra riflessione da cui vorremmo partire. Stai rivolgendo a noi la domanda e anche ai nostri ovviamente uditori, no? Che sono collegati con Sì, noi. se avessero voglia Ecco, interagire con noi, potete mandarci un messaggio. sì, un commento. Sì, effettivamente comunque intanto rispondo se può interessarvi il nostro pensiero. Assolutamente. Effettivamente forse il potere è una delle cause maggiori, è vero? Cioè il predominare sull'altro, intendete questo forse? Ecco, per noi anche assolutamente sì. Per noi la parola potere è molto importante, il concetto di potere, proprio perché per noi quando parliamo di violenza, se noi ci immaginiamo come viene descritta la violenza, come viene raccontata la violenza è sempre raccontata quando si parla del caso mediatico eclatante, quando si arriva a quella che può essere la punta dell'iceberg, quindi si parla molto di violenza dal momento in cui si racconta il femminicidio o appunto ci immaginiamo grandi gesti. In realtà dovremmo iniziare a parlare di violenza parlando del tipo di rapporto che c'è all'interno di una relazione e quindi è qui che entra in gioco il ragionamento sul potere. Nelle relazioni, diciamo quelle che noi chiamiamo relazioni comunque equilibrate, paritarie, ecco,
paritarie, entrambe le persone hanno lo stesso potere all'interno della coppia, quindi entrambe le persone hanno lo stesso potere di dire la propria opinione, di agire, di dire di sì, dire di no, eccetera. In una relazione in cui c'è violenza, una delle due persone ha più potere rispetto all'altra. Quindi è per questo che è fondamentale iniziare a pensare a questo tipo di ragionamento. Infatti noi non parliamo mai di violenza come di delle situazioni singole. È vero che ogni relazione in cui c'è violenza è diversa, diciamo, ognuna ha le proprie specificità, però la violenza non è un fatto privato, la violenza è un fatto, è una questione strutturale, è una questione che parte dalla cultura, che parte dall'educazione anche. E qui non so se nel frattempo sono arrivati dei feedback da chi ci segue, io ci provo, no? Sì, fate bene a chiederli, così le nostre docenti, educatrici che ci stanno seguendo inizino a Ok, scrivere un messaggio WhatsApp. Intanto ve lo ricordo nuovamente il numero WhatsApp 349 78 36 815, ecco anche la regia così brava è messo in sottopancia. ok, 349 78 36 815. Ecco, interagiamo perfetto. anche perché in questo modo ci aiutiamo a comprendere cosa fare e come farlo. Ottimo. Quindi perché noi facciamo prevenzione? Perché per noi la prevenzione è importante. Certo, come centro antiviolenza, anche Angela sarà d'accordo su questo, il nostro lavoro quotidiano è quello di andare a supportare le donne che già sono in una situazione di violenza. Però per noi è molto importante andare in realtà a lavorare prima, a lavorare alle basi di quello che poi fa nascere le situazioni di violenza, quindi andare un po' a sradicare le radici di questo fenomeno. Ed è per questo che è importante fare prevenzione ed è importante anche farlo con i ragazzi e le ragazze, con i bambini e le bambine anche. Intanto noi quando andiamo nelle scuole, nelle classi, ehm, facciamo prevenzione per imparare a dare un nome a certe situazioni, quindi capire cos'è la violenza, riconoscerla, quindi è fondamentale conoscerla per poi andare a riconoscere tutta una serie di anche situazioni che mediaticamente magari non ci sembrano violenza, diciamo così. Quindi andare a ehm, parlare insieme a loro di tutto ciò che può essere anche ma le vedremo fra in realtà qualche slide, tutto ciò che può essere tradotto per situazioni che vivono loro nella loro età. Perché lo facciamo a scuola? Perché la scuola è intanto uno dei luoghi che i ragazzi e le ragazze vivono di più. Perché se noi ci pensiamo, i ragazzi stanno molto a scuola, è un luogo in cui si sta tra pari, è un luogo in cui ci si confronta tanto tra pari, eh, e quindi anche durante gli incontri che noi facciamo a scuola, cerchiamo sempre di fare in modo che gli argomenti e le discussioni arrivino da loro e che ci sia tra loro dialogo e partecipazione. Quindi per noi è molto molto bello quando i ragazzi e le ragazze hanno voglia di confrontarsi tra di loro, raccontare i propri punti di vista, anche perché vediamo che magari hanno anche punti di vista ovviamente
diversi, nonostante vivano le stesse, vivano la stessa età, vivono le stesse classi, vivono gli stessi gruppi, o comunque hanno anche livelli diversi di consapevolezza. C'è chi magari ha già fatto dei ragionamenti, c'è chi invece inizia a rifletterci per la prima volta, e quindi è molto bello anche che ci sia questo scambio. Inoltre, se posso aggiungere a questo, dal punto di vista prettamente educativo, se ci diciamo che come agenzia educativa, diciamo, molto importante, insieme alla famiglia, la scuola ha l'opportunità di incontrare tutti i ragazzi e tutte le ragazze e i bambini e le bambine dall'infanzia, in un modo che ci permette di entrare a contatto anche con quei bambini e con quelle bambine e quei ragazzi e quelle ragazze che invece a casa hanno un esempio di violenza, magari. Noi sappiamo che il dato nazionale e internazionale è che una donna su tre subisce violenza nella propria relazione, per cui sappiamo che statisticamente in ogni classe ci sarà qualcuno che ha molto ben presente il fenomeno di cui stiamo parlando e magari non gli dà quel nome perché, come dire, magari è normale vivere una situazione di quel tipo per bambini e ragazzi che appunto vivono una situazione di violenza assistita, quindi che vivono in famiglie in cui c'è violenza. E quindi la scuola è forse uno dei pochi, forse l'unico, per alcuni luoghi di educazione, di socialità in cui possono avere un esempio diverso, in cui possono sentir parlare di relazioni e possono avere la famigerata educazione sessuoaffettiva che probabilmente la loro famiglia non può dargli e non può dargli in un senso positivo. Ecco, quindi avere un esempio diverso, non per sostituirsi alla famiglia, ma per aggiungere esempi positivi all'immaginario che hanno, in modo che possano scoprire che si può stare in relazione anche in un modo diverso. Ecco, questa è una parte importante di missione, come dire, di prevenzione che abbiamo e di educazione, perché entrare a contatto con quei ragazzi e quelle ragazze che altrimenti non avrebbero degli esempi positivi di relazione, ci dà veramente la misura di come possiamo fare la differenza nelle loro relazioni future e magari anche in quelle presenti, specialmente quando ci interfacciamo con ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quindi, in che modo parliamo di violenza? Come diceva Camilla poco fa, ne parliamo in termini di disparità di potere, cioè la violenza è uno strumento che chi vuole mantenere il potere all'interno della relazione usa per appunto continuare ad avere un potere, un controllo, una dinamica in cui appunto può prendere delle decisioni per e a discapito di un'altra persona. Ne parliamo in termini di genere, quindi ne parliamo in termini di violenza maschile contro le donne, perché i dati ci dicono che come dire, la sproporzione tra gli autori e le autrici e le persone che subiscono violenza tra uomini e donne è molto molto importante, e anche perché come centri antiviolenza chiaramente ci rivolgiamo alle donne che subiscono violenza da ormai 50 anni. Ne parliamo quindi in termini di relazione, e lo facciamo anche nominando quelle forme di violenza che sono meno evidenti, meno emergenti, quindi difficilmente iniziamo un incontro, anzi quasi mai, parlando di violenza fisica o di femminicidio, che sono le forme di violenza più riconoscibili e anche più riconosciute, quindi che immediatamente, come dire, vengono condannate, ma parliamo soprattutto di violenza psicologica, che in assoluto per i nostri dati, noi raccogliamo dati ormai da moltissimi anni, e come dire, eh, quello che ci dicono è sempre simile a se stesso anno dopo anno. La violenza psicologica è in assoluto quella più presente, più diffusa, compresente anche con le altre, però certamente è quella più diffusa. Per cui iniziamo a parlare di comportamenti che possono ricadere come forma di violenza psicologica, in modo che loro si rendano conto che già comportamenti di quel tipo sono comportamenti violenti, che non vanno normalizzati e per cui si può chiedere aiuto. Quindi perché lo facciamo, e perché lo facciamo, ne parliamo come fenomeno strutturale, quindi non come fenomeno individuale che, come dire, viene agito dal mostro o dalla persona
con disturbi o che viene subito da donne con pochi mezzi. Noi sappiamo che non è così. Chi agisce violenza può essere chiunque dal punto di vista, come dire, dell'identikit, è lo stesso anche per le donne che la subiscono, è un fenomeno completamente trasversale e molto strutturale, appunto una donna su tre, ce lo dicono i dati nazionali, internazionali e anche della nostra regione. Quindi ne parliamo in questi termini perché, come dicevamo, è molto probabile che in ogni classe ci sia qualcuno che subisce già violenza. Un po' perché parlare di violenza in termini emergenziali può far prendere le distanze. La violenza contro le donne è tipicamente un fenomeno da cui vogliamo allontanarci, che ci fa molta paura, soprattutto quando ne parliamo in maniera strutturale, perché è qualcosa contro cui è difficile combattere. È qualcosa che è molto difficile da vedere come vicina, perché appunto è estremamente pervasiva e ha un effetto sulle vite delle persone molto importante. È molto più facile immaginarsi di non poter mai ricadere in quel tipo di situazione o che sia impossibile nel proprio quartiere per bene, passatemi il termine, che ci siano delle situazioni di questo tipo. Noi sappiamo che non è così. E il fatto di prendere le distanze dalla violenza ha l'effetto di non farcela riconoscere quando invece ci capita o quando capita alle persone a noi vicine. Quindi se per esempio rappresentiamo sempre la violenza come violenza fisica e i segni tipici di quelle campagne di comunicazione che avrete tutte e tutti in mente, immagino, con i lividi, col sangue, con le mani che si proteggono il viso, se la rappresentiamo sempre così, una persona che subisce violenza psicologica e che magari non è mai stata picchiata, dirà, vabbè, mi sento un po' così, però non sono certo come quelle donne delle campagne di comunicazione con i lividi, non mi ha mai toccato, però magari da anni subisce violenza psicologica, violenza economica, adesso arriviamo anche alle forme, così vi diamo una definizione. E si tende magari anche a minimizzare, magari la donna stessa che sta subendo violenza minimizza quello che sta vivendo e sceglie di non chiedere aiuto perché pensa che quell'aiuto non sia per lei, ma per chi sta subendo forme di violenza più grave. Ecco, questo non possiamo permettercelo, né nelle relazioni, diciamo, di donne adulte, né tantomeno nelle prime relazioni delle giovani e dei giovani. Abbiamo bisogno che le giovani e i giovani abbiano gli strumenti per riconoscere la violenza immediatamente e che sappiano di poter chiedere aiuto, di potersi confrontare, che la violenza non è qualcosa di cui si ha colpa, di cui si ha responsabilità e che c'è una struttura intorno che può supportarli. Ecco, come ricordava prima l'assessora, tutto un sistema anche giudiziario, ma anche il ruolo dell'educatore, dell'educatrice, che sia un insegnante oppure un'altra figura educativa, anche il genitore, è quello di supportare nel momento in cui dovesse emergere un dubbio, una richiesta, magari anche velata, e ascoltare quello che emerge. Questo è molto molto importante per rispondere alla domanda iniziale di che cosa si può fare quando si viene a conoscenza di una situazione di violenza, sia che venga subita, come dire, direttamente, magari dal partner, dal fidanzatino, sia che avvenga in famiglia, con chiaramente modi diversi. Non so se ci sono delle domande, noi stiamo andando veloci, però... Sì, io ho una domanda, mi è arrivata la domanda dalla nostra segreteria di produzione che sta smistando i vostri messaggi sul nostro numero WhatsApp. Scusate, ho perso anche la voce. E dice così, in che modo la violenza psicologico-economica può essere identificata e contrastata precocemente? Ok, ci arriviamo, assolutamente. Ci arriviamo con questa slide che abbiamo preparato. Queste sono le forme di violenza, diciamo, dei nomi che diamo per inserire i vari comportamenti violenti all'interno di etichette che chiaramente, come immaginate, non sono etichette stagne, quindi sono intercambiabili e soprattutto spesso e volentieri non vengono da sole. Come prevenire la violenza psicologica ed economica? Come riconoscerla anche, immagino. Allora, diciamo che la forma di violenza, come dicevo, più pervasiva è quella psicologica e un modo per riconoscerla è come ci si sente. E quando ne parliamo con i ragazzi e le ragazze, ma anche quando ne parliamo con persone adulte che sono un po' in dubbio, il consiglio che diamo è come ti senti,
se provi una sensazione di disagio, se non ti senti magari di poterti esprimere come vorresti, se ti senti isolata magari dalla tua rete, questi sono magari degli aspetti da indagare. La violenza psicologica ha l'obiettivo di far perdere da una parte l'autostima, quindi come dire, il senso di sé e anche il proprio valore, come la percezione di valore, perché sia più facile agire anche le altre forme di violenza e in generale il controllo e agire quel potere di cui parlavamo all'inizio. La violenza economica, allo stesso modo, ha l'obiettivo di tenere legata la persona attraverso, come dire, il ricatto economico. Può essere anche molto subdola. La violenza economica è anche il fatto di, come dire, chiedere il permesso, magari anche bonariamente, per fare degli acquisti, magari da un conto in comune, in cui magari entrambe le persone versano il proprio stipendio, oppure dover rendicontare le spese che vengono fatte, specialmente quando sono spese per sé, oppure, come dire, su forme un pochino più esplicite, far firmare delle obbligazioni o dei mutui e poi, come dire, scappare con il bene, non so, l'acquisto di un'auto che prevede un prestito è il classico discorso del vabbè, il prestito lo intestiamo a te, che io ho già il mutuo, che magari poi paghiamo anche insieme, ma come dire, io sono l'unico proprietario della casa, il prestito dell'auto lo intestiamo a te, poi per X motivi io smetto di pagare le rate, il prestito, come dire, rimane a nome tuo e sei tu che sei insolvente. Queste sono forme di violenza economica. La violenza economica è un enorme ostacolo ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, perché chiaramente se non ho i mezzi per lasciare quella relazione, va da sé che sarà più difficile allontanarmene. Per cui, ecco, in termini di prevenzione, quello che noi raccontiamo ai ragazzi e alle ragazze è tenersi strette le reti di amici, le reti familiari che magari ci danno un riscontro rispetto al come mi sento, ma è veramente che non mi sento a mio agio o sto esagerando? Ecco, essere sicure di avere una rete di amici, di amiche con cui confrontarsi e non allontanarsene e avere l'opportunità di non allontanarsene è un pezzo importante di mantenimento della propria autonomia, della propria identità e anche di una via di fuga se dovesse essere il caso. E invece per quanto riguarda la violenza economica, un grande lavoro va fatto in termini di autonomia, cioè quindi informazione economico-finanziaria e anche di, come dire, empowerment lavorativo delle ragazze che ancora adesso, come dire, in termini di occupazione, ancora oggi, anche quest'anno, le donne sono molto meno occupate e soprattutto meno occupate in lavori, come dire, stabili e ben retribuiti rispetto agli uomini, quindi questo è ancora un tema enorme. Ragazze? C'erano altre domande? Sì, no, quella slide è molto esplicita, però mi piacerebbe anche toccare gli altri aspetti, gli altri tipi di violenza che voi avete individuato, no? Oltre a quella psicologica e a quella economica, Certo, c'era anche lo stalking, la violenza sessuale, la violenza certo, assistita, assolutamente. ecco, Allora, con e violenza quella fisica, sessuale, come? e quella fisica. Certo. Allora, come diceva Stefania, la violenza fisica è quella un po' più famosa perché è la più visibile, quindi quella che diciamo lascia segni. Ci sono delle, diciamo, specificità un po' più sottili quando si va a parlare di possedimenti, quindi nel momento in cui mi viene rotto il telefono o i miei vestiti o la mia auto, anche questa, diciamo, fa parte della violenza fisica, perché è un qualcosa che va a toccare comunque il mio possedimento e limita la mia libertà, diciamo, di poter fuoriuscire da questa relazione. Per quanto riguarda la violenza sessuale, quello che ricordiamo sempre ai ragazzi e alle ragazze è che si parla di violenza sessuale quando è una qualsiasi
quando è un qualsiasi tipo di contatto, di azione nei confronti del mio corpo o che riguarda la sfera sessuale senza il mio consenso. Quindi il consenso è la parola chiave quando si parla di violenza sessuale. Spesso i ragazzi e le ragazze, riferendosi a questo termine, si riferiscono esclusivamente allo stupro. In realtà ci sono tante forme di violenza sessuale sulla quale magari non si è mai riflettuto, come la condivisione non consensuale di immagini, che per loro è un grande tema, utilizzando molto spesso il telefono nelle loro relazioni. Quindi la digitalizzazione delle relazioni è un punto molto importante da toccare con i ragazzi e le ragazze, sia per quanto riguarda la violenza sessuale, sia per quanto riguarda lo stalking. Anche lo stalking, appunto, con lo stalking si intende qualsiasi tipo di atteggiamento, comunque di azione nei miei confronti che fa anche fa in modo che io modifichi le mie abitudini. Ad esempio, se io so che ogni mattina alla stessa ora troverò una persona davanti alla porta del mio appartamento che mi aspetta, inizierò a uscire a un'altra ora, inizierò a modificare tutte quelle che sono le mie abitudini, proprio perché tutti questi atteggiamenti, attenzioni, sia che siano di persona, sia che siano attraverso il telefono, quindi chiamate, messaggi, eccetera, mi fanno sentire in pericolo e quindi io sento la necessità di cambiare le mie azioni e le mie abitudini. Quindi queste due penso che siano quelle che più di tutte i ragazzi e le ragazze sentono come proprie. Ecco. Per quanto riguarda la violenza assistita, questo è l'unico tipo di violenza che non riguarda specificatamente le donne nella nostra, diciamo, categorizzazione, ma riguarda i bambini e le bambine. Quindi i bambini e le bambine che sono testimoni, quindi direttamente o indirettamente, di violenza. Quindi quando un padre fa violenza sulla propria madre o comunque su una figura di riferimento a cui i bambini e le bambine sono legati. Quindi il vivere in una casa dove c'è violenza, in cui si vede che c'è una figura che ha più potere sull'altra, e che non c'è armonia, non c'è diciamo serenità, in cui una casa in cui si ha anche paura, diciamo. Abbiamo un'altra domanda, la volete adesso o dopo? Anche adesso, se volete. Allora, sono più i casi in cui, pur essendo consapevoli di trovarsi in una relazione tossica, si finge anche con gli altri che non sia così, oppure quelli in cui la persona non è realmente consapevole di trovarsi in una relazione tossica? Questa è una domanda da $1.000.000. Sì, forse entrambi, da una parte è molto difficile anche ammettere a se stessi di essere in una relazione violenta, dall'altra anche magari ho perso il filo, aiutami, vienimi in soccorso perché veramente ho Sì, perso il filo. da una parte appunto è difficile riconoscere la violenza e anche accettare di star subendo violenza, anche proprio per quella narrazione che dicevamo prima, cioè se ci immaginiamo che la donna che subisce violenza, che è in una relazione di violenza, è una donna senza mezzi, non è particolarmente, come dire, allettante come ipotesi, no? Non è allettante nemmeno subirla, però chiaramente è difficile che ci si voglia descrivere come una donna che subisce violenza, specie se si è magari in una posizione diversa, cioè una docente universitaria, ad esempio, difficilmente vorrebbe identificarsi così. E invece proprio per questo bisogna parlare del fatto che a tutte può succedere a prescindere da titoli di studio, posizioni di potere, eccetera. Dall'altra parte, quindi un po' questo, un po' di vergogna e un po' proprio di mancanza di consapevolezza, quindi non riconoscere quei comportamenti come violenti, magari perché
si sono sviluppati nel tempo, magari perché è una relazione lunga anni che inizialmente prevedeva, come dire, dei comportamenti positivi e che poi invece sono diventati violenti nel tempo perché magari l'autore di violenza ha sentito di star perdendo il controllo sulla relazione oppure sceglie di agire violenza. Ecco, questa è una cosa importante, una cosa che diciamo sempre a tutte le donne anche nei termini del, come dire, uscire dalla dinamica della vergogna per la violenza. La violenza è una scelta di chi la agisce, non di chi la subisce. Chi la subisce ha la possibilità di chiedere aiuto se è il momento giusto per lei e di trovare una strada diciamo, di felicità e di serenità diversa da quella della relazione. Però in nessun modo la violenza che si sta subendo è una scelta o una responsabilità di chi la sta subendo. E questo va anche contro tutte quelle narrazioni del chissà come era vestita, sì, ma era ubriaca, se l'è cercata, eccetera, eccetera, che anche sono molto importanti in quello che sentono le ragazze e i ragazzi. E a questo proposito, visto che il tempo non è tantissimo, e che stiamo parlando di forme di violenza tra giovani, vi chiederemmo di guardare insieme a noi un video che abbiamo costruito 5 anni fa in collaborazione con altri centri antiviolenza del Veneto, che si chiama Step for Young, era il nome del progetto allora, in cui abbiamo riprodotto in versione animata 3 forme di violenza particolarmente tipiche delle relazioni tra giovani. È un video che usiamo quando andiamo nelle scuole a fare prevenzione, che funziona molto bene perché sono degli episodi, delle forme di violenza che loro riconoscono anche alle medie, e quindi nelle scuole secondarie di primo grado, e che ci aiuta molto a far capire che quel tipo di comportamenti non sono comportamenti appunto di amore, di condivisione, di relazione positiva, ma sono dei comportamenti in cui c'è una forma di controllo, in cui c'è una forma di abuso di potere, in cui c'è una forma di violenza. Quindi chiediamo se è possibile di vederlo, così poi possiamo commentarlo insieme e anche rispondere a eventuali altre domande se ne arrivano dal pubblico, oppure chiudere con il ruolo della figura educante. Di cosa sono fatte le relazioni? Quali gesti, parole, abitudini sono normali per noi? Quali non lo sono? Nelle relazioni sperimentiamo, ci conosciamo e talvolta siamo coinvolte e coinvolti in situazioni di violenza. Ma sappiamo riconoscerle. La violenza ci riguarda. È mia mamma. Devo andare. Oddio, e adesso? Perché non entra nessuno in bagno? No, non lo voglio. Adesso questa cosa fa? Non ci sta più. E se poi dice che sono... Ma se non lo faccio poi non lo vedo più. Come si sono sentiti loro in queste relazioni? Questa è violenza. Niente la giustifica. La violenza non è un destino, è una scelta di chi la agisce. Cambiamo insieme la cultura che legittima la violenza. Faccio un applauso perché è bellissimo, emozionante, mi è venuta la pelle d'oca e tra l'altro questo non è amore. Quindi diciamo ai nostri giovani, oltre che ai nostri formatori che ci stanno seguendo, di saper individuare subito quando c'è, come dire, quella pulce che
ci ronza nell'orecchio che c'è qualcosa che non va. Quando si è così innamorati a volte non si riesce a capire che il passo tra amore e violenza è un salto in un canyon. Sono due cose completamente diverse. L'amore si nutre di sentimenti nobili, la violenza no. E allora come facciamo a far capire questo ai giovani, alle donne che ci stanno ascoltando, alle educatrici, ai formatori? Ecco, è importante riuscire ad entrare in questa maglia, perché forse le ragazze pensano di essere innamorate e di essere anche amate in quel modo, no? Nel modo sbagliato, come se fosse una forma caratteriale l'amare con aggressività o amare con possesso, oppure amare e mettere sul web le foto della propria fidanzata anche nei momenti di intimità. Ecco, tutto questo fa davvero riflettere. Ci sono situazioni in tutta Italia, e non soltanto nel sud o nel centro o nel nord d'Italia, in tutta Italia, in cui si verificano poi questi fenomeni anche di cyberbullismo dovuti a fotografie che sono state, che giravano nei gruppi e ciò che porta è un malessere che può degenerare fino a desiderare anche di non esistere più, ecco. E non sono parole, perché poi i numeri sono eclatanti. La vergogna non soltanto per la ragazza che subisce questo, ma per la famiglia. E quindi essere soli e doppiamente soli, perché si ha paura anche di chiedere aiuto alla famiglia in quelle circostanze, o di rapportarsi con i compagni, o di andare a scuola, di affrontare la società. Siete state molto brave perché avete toccato senza mezzi termini i concetti chiave, ed ecco perché i ragazzi subito si identificano, comprendono e dovrebbero anche imparare a stare lontani da certe situazioni, imparare a individuarle e a riconoscerle subito. E io avrei anche altre domande per voi ragazze. Sì, diciamo che noi volevamo chiudere questa parte, dato che è un incontro dedicato alla comunità educante, con un po' la risposta alla classica domanda: che cosa posso fare io? Che è un po' quello che ci piacerebbe che ognuno, chi partecipa, chi ci ascolta, chi ci ascolterà, visto che poi il video rimarrà disponibile, il messaggio che si può portare a casa, ecco. Quello che possiamo veramente fare per i ragazzi e le ragazze che si stanno affacciando alle relazioni e che, insomma, ci ricordiamo come eravamo quando eravamo adolescenti anche noi, si sogna quell'amore totalizzante, si ha un po' di paura, non si sa bene se sia adeguato oppure no. Questi comportamenti si incagliano anche in delle insicurezze a volte. Ad esempio la storia la seconda scena del video, quindi quella alla festa, è una scena che ci è stata raccontata, quindi una storia reale di una ragazza che, come dire, aveva una cotta pazzesca per questo ragazzo, era felice perché era stata notata, per cui tutta una serie di cose stavano andando bene fino a quando poi come dire, c'è stata una lesione di quel consenso, di quella libertà e di quell'autonomia che invece anche nei rapporti sessuali è bello che ci sia per entrambe le parti. Quindi come essere una risorsa per i ragazzi e le ragazze. Una parte importantissima dell'esserci per le ragazze che subiscono violenza è fare attenzione a come si parla di violenza. Se le ragazze ci ascoltano dire sì, ma però anche lei è andata in bagno con lui, sì, ma forse aveva bevuto un po' troppo, ma la gonna era proprio corta, difficilmente saremo noi la persona a cui si rivolgeranno nel momento in cui hanno bisogno d'aiuto. Difficilmente possiamo essere una risorsa per loro nel momento in cui
tra 5 anni, tra 10 anni avranno bisogno di una figura educativa con cui parlare, e questo vale in particolar modo per i genitori, ma tantissimo anche per gli insegnanti e le insegnanti, cioè essere un punto di riferimento positivo, qualcuno che può veramente fare la differenza, perché può ascoltare, può raccogliere una storia e può eventualmente indirizzare quel bisogno ad altre istituzioni, può essere il centro antiviolenza, può essere, se si tratta di minori, il consultorio. Adesso la collega del centro antiviolenza di Vittorio Veneto ci parlerà dei servizi sul territorio di Vittorio Veneto. Possiamo veramente fare la differenza, perché possiamo fare da ponte tra questa storia e chi veramente può prendere in carico quella situazione. Per chi agisce violenza, quindi come esserci per un ragazzo che agisce violenza, non minimizzando quello che è successo, non chiedendo, non dicendo vabbè, è successo, non è colpa tua perché comunque. È il momento in cui una violenza è già stata agita, come dire, è troppo tardi per provare a fare prevenzione. Noi lo facciamo appunto parlando di questi comportamenti e rendendo evidente che si tratta di comportamenti in cui c'è violenza. Nel momento in cui la violenza è già avvenuta, purtroppo questo non si può più fare, però quello è un momento di apprendimento anche per chi agisce la violenza. Quindi è il momento giusto per dirgli: questa cosa non è accettabile, è successa, puoi prenderti le responsabilità, puoi fare ammenda, però non è successo perché eri ubriaco, non eri in te, sì, ma avevi preso un brutto voto, perché ti ha lasciato e tu non l'hai accettato. Cioè, questo, fare la differenza veramente anche con chi agisce la violenza è importante, perché avrà altre esperienze relazionali, e se impara che quello che è successo, che purtroppo è già successo, non è accettabile ed è condannato perché è qualcosa di grave che non deve più succedere, quella sarà un'occasione anche per lui di avere delle relazioni diverse, di riflettere su come stare in relazione in maniera positiva per, come dire, il piacere di entrambe le parti coinvolte, senza dover necessariamente prevaricare. Questo come dire, un pezzo di risorsa che possiamo veramente fare per i ragazzi e le ragazze, sia soprattutto per supportare chi ha subito violenza, sia anche per accompagnare in un percorso di miglioramento chi invece l'ha agita. Grazie, grazie. Prima di passare alle altre domande, magari sentiamo Angela Marangon, che è collegata con noi. Angela, ci senti? Buonasera, sì, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono operatrice e psicoterapeuta del centro antiviolenza di Vittorio Veneto, e colgo l'occasione appunto per dare 2 informazioni sul nostro centro e sui servizi che ci sono nel territorio di Vittorio, dopo tutto quello che ci siamo detti di importante. Quest'anno il centro antiviolenza di Vittorio Veneto compie 10 anni. Dalla sua nascita, nasce nel 2015 dopo lo sportello donna, ecco, quindi per tanti anni c'è stato lo sportello donna e poi c'è stata un'evoluzione, ecco, grazie anche a una legge, la legge numero 5 del 2013, che proprio mira a interventi anche concreti sul territorio regionale per andare a contrastare la violenza contro le donne. Il nostro centro è un centro comunale e è coordinato da una nostra responsabile dell'ufficio dei servizi sociali e assistenziali, insieme ad un assistente sociale e ad un'operatrice amministrativa. L'equipe è formata siamo in 2 psicologhe e psicoterapeute e da una nostra collega avvocata, e la gestione è affidata alla cooperativa Insieme si può di Treviso sin dalle origini, dal 2015. Possiamo procedere con la slide, grazie. Ecco, una cosa importante che è uscita prima, ma mi è piaciuta la parola ponte. Possiamo fare da ponte, il nostro lavoro è un lavoro di rete. Noi accogliamo donne maggiorenni, vittime di violenza. Il nostro primo approccio è un ascolto e un'accoglienza in un luogo sicuro e dedicato, e
il non giudicare, ecco, è importantissimo, non solo noi come centro antiviolenza, ma qualsiasi persona che si trova di fronte personalmente o per altri aspetti a una situazione di violenza. E lavoriamo di rete, quindi lavoriamo con le forze dell'ordine, con gli altri CAV, con i servizi residenziali del comune, e questo, come dire, è un po' il nostro lavoro. Una parte importante è anche quella di sensibilizzazione e formazione che noi facciamo come le colleghe Loddo e Follino nel territorio, e quindi nelle scuole del territorio piuttosto che ad altri servizi o enti che ci sono nel nostro territorio. Ecco, vi lascio qualche dato giusto per avere un riferimento di dove noi ci troviamo e di dove noi ci collochiamo oggi, 25 novembre 2025, nel nostro territorio. Allora, noi abbiamo raccolto dei dati fino ad ottobre e quest'anno noi come centro abbiamo avuto 83 contatti di donne che ci hanno contattato, e di questi contatti 63 sono nuove donne che abbiamo preso in carico e 14 sono delle donne che già seguivamo dallo scorso anno. 20 donne ci hanno solo contattato, dopodiché non hanno proseguito. Attualmente abbiamo 3 donne inserite in casa rifugio, 2 donne sono uscite nel corso dell'anno da una situazione protetta, quindi la casa rifugio è una struttura a indirizzo segreto e protetto che accoglie le donne che non possono e non c'è come dire supporto nella propria rete familiare, amicale per stare in sicurezza. E abbiamo anche avuto una donna accolta grazie all'aiuto del pronto intervento sociale e una donna accolta in pronta accoglienza. Questi sono 2 servizi nel nostro territorio che ci aiutano, ecco, laddove ci sono delle situazioni di emergenza e bisogna trovare, come dire, una sistemazione prima di, insieme alla donna, con il consenso della donna, intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. E noi ci troviamo in Piazza del Popolo, numero 15 a Vittorio Veneto. Il numero è quello che scorre poi sotto, e quindi è lo 0438 569 451, e ci siamo nei seguenti orari. Noi siamo presenti il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì mattina dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19. Fuori questi orari è sempre comunque attiva la segreteria telefonica e noi siamo tempestive nel ricontattare o richiamare. Ecco, diamo anche altri riferimenti. Allora, innanzitutto per la nostra regione dove noi ci troviamo ci sono 5, i CAV della nostra provincia sono 5. C'è il nostro a Vittorio Veneto, poi c'è il centro antiviolenza Stellantares nella zona di Montebelluna, il centro Nilde nella zona di Castelfranco, il centro delle donne libere dalla violenza di Quinto di Treviso e il telefono rosa di Treviso. E più, sempre nel nostro territorio ci sono 3 case rifugio. E noi non lavoriamo a livello territoriale, cioè se una donna viene da Treviso non può venire da me a Vittorio perché c'è il telefono rosa a Treviso, no, siamo aperti territorialmente. Ovviamente magari la donna preferisce, ecco, un centro antiviolenza logisticamente più comodo e più vicino. Anche perché spesso sono donne che purtroppo non hanno molte autonomie, ecco, quindi anche di spostamento o altre. Lascio anche altri riferimenti perché, ecco, una cosa importante, noi accogliamo donne, è un servizio innanzitutto gratuito al nostro centro e accogliamo donne maggiorenni. Però ci troviamo a lavorare anche con minori, adolescenti, sì, in quali casi? Nei casi in cui c'è violenza assistita, tante donne vengono e magari hanno dei figli minori,
e qualora ci fosse una situazione appunto di violenza su adolescenti, noi inviamo al consultorio familiare della nostra zona, quindi del distretto di Pieve di Soligo, e ha 3 sedi, a Vittorio Veneto, Pieve di Soligo e a Conegliano. Ecco, nella slide potete vedere i numeri di riferimento e le mail, e anche queste sono prestazioni gratuite e basta chiamare per prendere appuntamento o presentarsi lì. Noi lavoriamo molto in rete anche con loro. Ecco. Ci teniamo a sottolineare, come accennava l'assessora Ceccarini prima, anche altri servizi che il nostro territorio offre, ai quali possono accedere i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, perché spesso possono essere anche quei servizi in cui si accede per un altro motivo, ad esempio l'Informa Giovani per un orientamento scolastico, piuttosto che il centro giovani per altri tipi di motivazioni, e questi servizi possono cogliere laddove ci sono delle sentinelle o dei segnali di disagio in questi ragazzi ed eventualmente fare un invio. L'Informa Vittorio Veneto si trova qui davanti al nostro centro antiviolenza, quindi siamo sempre in Piazza del Popolo numero 16, e anche qui bisogna prendere appuntamento tramite il numero di telefono o una mail. E infine il centro giovani Criciuma è un centro giovani aperto a tutti, quindi non solo a giovani adolescenti ma anche a genitori, scuole, associazioni, e si occupa appunto dei ragazzi, quindi fanno anche proposte. Abbiamo collaborato insieme sempre per portare questo tema nelle scuole e per sensibilizzare, ma soprattutto anche formare i nostri ragazzi e dare un nome, ecco, come si diceva prima, alla violenza o a quello che può essere violenza e che spesso magari sottovalutiamo. Qui lavorano educatori professionisti e si trova in via Berlese 16 a Vittorio Veneto, e anche qui insomma si può contattare per avere informazioni. E ecco, concludo per non prendere troppo tempo. Una cosa importante che aggiungo, no, tutto quello che abbiamo detto, è che spesso le situazioni di violenza su adolescenti, su giovani donne, ecco, in generale porta con sé l'isolamento. E quindi se facciamo rete, no, e più facciamo rete tra di noi, tra professionisti, educatori, famiglie, giovani, più possiamo prevenire. Grazie. Grazie dottoressa, è stata veramente utile e interessante capire meglio come funziona anche il centro antiviolenza Vittorio Veneto, e ricordiamo che in questo pieghevole è veramente riassunto la filosofia, no? Dello sportello verso le donne, per le donne: accoglienza, ascolto, aiuto, accompagnamento. Ecco, queste le parole chiave, vero Assessora? Certo. Ricordiamo una cosa importante: quando una donna arriva ad avere il coraggio già di chiedere aiuto, quindi di riconoscere una violenza, di chiedere aiuto, noi dobbiamo solo affiancarla ed aiutarla nel suo percorso, però è una sua libera scelta quella di evolvere. Per esempio la denuncia non è sempre purtroppo che una donna riesce ad arrivare a denunciare o ad arrivare ad affrancarsi dalla violenza, e noi dobbiamo accompagnarla nelle sue cadute, nel suo ritornare. Ecco, quindi l'importante è darle tutti gli strumenti per poter elaborare quello che sta vivendo, sapere di poter essere supportata, ma la scelta è veramente enorme anche nell'affrancarsi da una persona, perché si è creata una famiglia, ci sono i figli, ci sono dei legami che non è così facile interrompere. Per cui ecco, Centro Antiviolenza c'è sempre e comunque per le donne. Grazie a tutte. Volevo salutare e ringraziare. Se avete altro da aggiungere, altrimenti chiudiamo il collegamento, visto che siamo in orario. Volevo chiedere a Stefania, Camilla, ci siete?
Ci siamo. Sì. Se non ci sono altre domande, l'unico suggerimento, visto che i centri antiviolenza si occupano e ragionano di prevenzione di violenza anche tra giovani ormai da molti anni, per chi ci ascolta, per chi ci sta seguendo, appunto sia in sala sia online, magari di provare a contattare quello della vostra città, quello della vostra zona, per sentire se magari offre dei percorsi di prevenzione o dei percorsi di formazione per voi insegnanti o educatori, educatrici, in modo da avere più risorse per parlare di questo tema con i ragazzi e le ragazze e per poter essere di supporto in modo più informato. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di aggiungere. E ricordiamo quindi anche il numero, quello di pubblica utilità 1522, perché nel momento in cui si compone questo numero vuol dire che già il primo passo è stato fatto. Ecco, se non riusciamo a comporre questo numero vuol dire che ancora siamo nella fase della non consapevolezza. Quando lo riusciamo a digitare vuol dire che stiamo capendo, stiamo riflettendo sul fatto che non ci sta bene vivere in quella condizione e vogliamo reagire, vogliamo altro per noi, vogliamo che veramente venga rispettata la nostra identità e non accettiamo nessun tipo di violenza, né fisica, né sessuale, né economica, né stalking, nessun tipo di prevaricazione. E quindi essere donne, essere libere, questo è, diciamo, il concetto da portare avanti. Il nostro incontro si conclude così, io quindi vi ringrazio di cuore. Stefania Loddo, continuate a lavorare con così tanta passione, operatrice del Centro Antiviolenza Padova, grazie anche a Camilla Follino del Centro Veneto Progetti Donna, grazie anche alla dottoressa Angela Marangono del Centro Antiviolenza Vittorio Veneto. Io ringrazio anche l'assessora Laura Ceccarini, assessora alle politiche sociali e pari opportunità. Diciamo che la violenza si nutre di silenzio e quindi trovare il coraggio di iniziare a parlare significa interrompere questo ciclo. Noi ci troveremo più tardi, sempre qui dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, per il terzo appuntamento della seconda giornata dedicata proprio a Educhiamoci. Giornate per l'educazione, i dialoghi costruiscono ponti. Grazie.